diabete mellito rappresenta la più frequente malattia cronica dell'età infantile. Colpisce circa 15 milioni di persone nel mondo e di queste circa 2 milioni sono bambini. In Italia il diabete è una malattia piuttosto diffusa che colpisce circa 3 bambini ogni 1000. Come si manifesta il diabete? Il diabete è una malattia insidiosa, silenziosa, subdola, che richiede spesso molto tempo per venire a conoscenza della mamma, del papà, per manifestare i sintomi, che sono sintomi peraltro molto banali a volte, che spesso possono anche essere un po' confusi, per cui passa tempo e il bambino arriva poi in ospedale in condizioni molto compromesse. Quali sono i sintomi con cui si manifesta il diabete mellito di tipo 1, il diabete tipico dell'età infantile? Abbiamo il bambino che incomincia a bere molto e a fare molta pipì. Anche di notte, se magari aveva smesso di fare la pipì a letto, riprende a bagnare il letto. La mamma si accorge che il bambino a volte mangia più spesso, mangia di più, eppure incomincia a dimagrire. Altre volte, quando soprattutto i sintomi del diabete, quelli che ho appena accennato, si sono già presentati da qualche tempo, può comparire anche un alito un po' strano, un alito un po' aromatico, l'alito cosiddetto acetonemico. Ebbene, tutti questi sintomi sono i segni dello scompenso metabolico che indicano la fase finale del diabete, che portano il bambino a sintomi sempre più importanti, ad uno scompenso metabolico per il quale è necessario un ricovero urgente. È la chetoacidosi diabetica, la complicanza acuta più importante del diabete, che purtroppo ha anche un rischio di mortalità, circa dello 0,1%, e che attualmente colpisce il 25, 30, 40% dei bambini che in Italia sviluppano il diabete. Il diabete quindi è una malattia che dovrebbe essere molto più conosciuta, sebbene sia nota da molte migliaia di anni, una malattia che può essere curata, anche se non guarita, soltanto da 100 anni, da quando è stata scoperta l'insulina. Il diabete è una malattia che, come dicevo, purtroppo non guarisce perché richiede la terapia con l'insulina per tutta la vita. Richiede quindi una partecipazione di tutta la famiglia, oltre che del bambino, della bambina, del ragazzo, della ragazza che ne sono colpiti. Richiede una partecipazione anche dell'ambiente di vita in cui il bambino passa la sua giornata, quindi la scuola, le società sportive, i gruppi di ragazzi, eccetera. E quindi è una malattia che richiede un forte impegno, perché purtroppo ogni giorno dà segni della sua presenza quando dobbiamo mangiare, quando si deve decidere quanta insulina fare prima di ogni pasto, quando si deve fare l'attività sportiva e quando si devono compiere tutte le azioni della vita quotidiana. Proprio perché è una malattia che riguarda profondamente la vita del bambino, il diabete di tipo 1, il diabete mellito di tipo 1, è una malattia che richiede anche un approccio di cura che tenga in conto di tutte le dimensioni appunto della vita del bambino e della sua famiglia. Ed è per questo che la diabetologia pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova dispone di una equipe multidisciplinare che unisce ai medici, gli infermieri, gli educatori, gli psicologi, i dietisti, il sociologo e da poco anche l'assistente sanitario. Questo permette al paziente e alla sua famiglia di essere preso in carico in maniera globale, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per permettere, di imparare ed essere sostenuto in questo percorso di costante apprendimento sia del paziente diabetico ma anche dei suoi caregiver, dei suoi familiari, imparare come affrontare e come convivere con tutte le varie situazioni diverse che il diabete comporta, ma che anche la vita quotidiana comporta. Pensiamo alla scuola, appunto, allo sport, al divertimento, allo svago, ai viaggi, che comunque devono essere adattati alle esigenze del diabete. E poi potremmo anche dire che il diabete deve essere adattato alle esigenze della persona. Lo scopo di una equipe multidisciplinare e di un approccio a 360 gradi permette al bambino, alla bambina, al giovane paziente diabetico di poter continuare a svolgere e a fare e a vivere tutti gli aspetti della vita a cui lui ha diritto di avere accesso, senza rinunciare a nulla, ma nello stesso tempo però garantendo un buon autocontrollo, e cioè
tenere il valore del glucosio nel sangue a valori adeguati. Questo è un po' il segreto e la sfida della cura del diabete. Il diabete infatti è una malattia che comporta un aumento esagerato del glucosio nel sangue. Questo aumento esagerato rischia di essere dannoso per l'organismo. Il glucosio, che di fatto è lo zucchero che nutre le nostre cellule, quando arriva a livelli troppo elevati diventa tossico e quindi bisogna cercare di riportarlo al suo valore normale, e questo lo otteniamo dando la sostanza che manca al bambino diabetico, e cioè l'insulina. L'insulina è un ormone prodotto normalmente da alcune cellule del pancreas, le cellule beta. Quando questo ormone viene a mancare perché le cellule beta sono danneggiate, come accade appunto nel diabete di tipo 1, il livello del glucosio del sangue aumenta in maniera eccessiva, diventando in qualche modo pericoloso per l'organismo. Dobbiamo allora utilizzare l'insulina, che si somministra attraverso iniezioni con strumenti particolari che sono come delle penne con un ago molto corto, per riportare il livello di glucosio ai valori normali. I nuovi sistemi per la cura del diabete permettono poi di utilizzare apparecchiature automatizzate che iniettano l'insulina in base alle esigenze dell'organismo. Entrambi i sistemi, quello più tradizionale e quello più moderno, comportano la necessità di una formazione adeguata, di studiare, di capire, di conoscere il proprio corpo, e in questa missione non impossibile ma molto impegnativa c'è bisogno di supporto, di sostegno costante da parte del personale sanitario, dei medici, degli infermieri, da parte dello psicologo, da parte del dietista e dell'educatore. Insomma, un'equipe che aiuta a 360 gradi il bambino diabetico e i suoi familiari. Un'attività molto importante nel percorso di cura del ragazzo, del bambino diabetico, è l'esperienza del campo scuola. L'esperienza dei campi scuola nasce negli anni 50 negli Stati Uniti, viene poi migliorata, arricchita negli anni 60-70 in Europa, soprattutto in Francia, e arriva a Padova per la prima volta verso la fine degli anni 70. Padova è stata la prima città in Italia in cui sono stati organizzati i campi scuola diabetologici in età pediatrica. Ebbene, da allora la tradizione padovana si è sempre mantenuta, è sempre proseguita ininterrotta, e a tutt'oggi ogni estate circa 100 bambini e ragazzi e ragazze partecipano ai campi scuole organizzati dalla unità operativa di diabetologia pediatrica e malattia metabolica dell'età evolutiva. Che cos'è un campo scuola? Il campo scuola è un'esperienza di vita comunitaria fra staff della diabetologia e pazienti, ragazzi, bambini, eccetera, che vivono per una settimana tutti insieme, condividendo la vita con il diabete. È un momento molto importante perché i ragazzi vivono questa settimana di gioco, di divertimento, di condivisione senza i loro genitori, ma con l'accompagnamento dello staff della diabetologia, e questo è un momento particolarmente importante perché permette ai bambini e ai ragazzi di rivedere al di fuori di sé altri ragazzi, altri coetanei con cui condividono lo stesso percorso di malattia, e potremmo dire che questa volta sono le persone che non hanno diabete un po' le persone diverse, cosa che purtroppo invece nella quotidianità è esattamente l'opposto, perché appunto nella quotidianità della scuola, della società sportiva, del gruppo di amici, è il ragazzo o la ragazza con il diabete che si sentono con qualcosa di differente rispetto ai loro coetanei. Ebbene, il fatto di condividere momenti di vita, i pasti, le emozioni del fatto di essere senza genitori e anche i momenti di studio e di approfondimento tutti insieme permette ai ragazzi di imparare a capire che vivere con il diabete è un'esperienza che può essere anche un'esperienza positiva, perché si fanno amicizie, perché ci si incontra, ci si conosce, perché si vive insieme, e questo diventa un momento di grande stimolo per rinforzare l'autostima del paziente diabetico, per non farlo sentire solo, e poi per avere anche stimoli, consigli, indicazioni, piccoli trucchi che si possono imparare dai coetanei. Ecco, questa sorta di
quanto mutuo aiuto, questa sorta di fratellanza o sorellanza che si crea al campo scuola, è un momento di cura molto importante per la persona che vive con il diabete. È un momento molto importante anche per lo staff diabetologico, che ha la possibilità di scoprire, di conoscere, di capire veramente quali possono essere i momenti di sofferenza, i momenti di difficoltà della persona diabetica seguita dal servizio, e in questo modo svolgere e offrire per loro un servizio di cura e di supporto ancora più importante e significativo.